Non è che ho paura di morire, solo che non voglio esserci quando accadrà. Woody Allen. Daghe Aria, puntata numero 5. Vai con la sigla. Sempre bene. Benissimo, ritorniamo dentro, puntata numero 5. Daghe Proprio- Aria mi viene proprio- da ridere, proprio ragazzi. dentro. Pensano altri. Pensa voi altri cosa che faremo stasera. Puntata numero 5 e qua trattiamo un argomento che non voglio sapergliene, però mi tocca studiare. Stasera parliamo con Becchini. Becchini, Becamorti, necrofori, insomma l'argomento è quello. No, necrofili. Necrofili no, No. necrofori. È un'altra roba. Prima di cominciare la puntata facciamo un piccolo disclaimer perché altrimenti magari qualcuno che è sensibile potrebbe risentirsi del nostro linguaggio. Ora cercheremo di Smorzai usare subito la radio se sei sensibili perché qua la va a finire mai. e tu a tutto va a casa perché sennò, smozza il cercheremo di telefono. usare un linguaggio che sia il più possibile rispettoso, anche se sarà difficile, essendo un podcast di carattere scherzoso e canzonatorio. Useremo dei termini che non sono proprio tecnici. Per esempio, quando che si parla di decomposizione, non useremo il termine decomposizione, ma diremo magari basmarso oppure qualcos'altro. Nade Che, mai, insomma, nade mai. sì, Al mago capisci tutti perché se Sì, che se capisce le cose- che gente che non sapeva cosa anche lei. esatto. Quindi, Dai. chi siete sì sensibile, spegni tutto. Morta. Vai, ciao. Tacca Cristina Ok. Aguilera e cambia canale. Se puoi attaccare, ok. È il termine becchino. Qualcuno magari potrebbe anche offendersi se te usi il termine becchino, però effettivamente Beh, Cioè- uno si offende più se ti usi becco. becco effettivamente Magari di animale che becca, però è che è lì il lavoro. qualcos'altro. È il termine becchino che risale dai miei ricerca circa a metà del 1300, quando che era peste nera, e deriva dal fatto che era sti dottori che dava a morsegare il dito grosso ai morti per vedere se effettivamente erano morti, quindi beccavano il morto, da cui anche il termine becca morto, infatti. ok? Becchino becca morto. Beh, ma te lo sai perché dopo si chiama pompe funebri era? Non voglio saperlo. No, dai. No, Perché? no, te lo conterò in privato. Posso immaginare però, se non che c'era l'aduce a morsegare qualcos'altro, bisognava morsegare. Che pace si attaccava. Anche le banche, per esempio, quando uno moriva, siccome che c'era gente che faceva finta di morire per non pagare debiti, la banca mandava un emissario a vedere se il morto era veramente morto e anche lui faceva la stessa prova del dottore. Quindi becca morto è proprio entrato nel termine comune per dire è quello che certifica, che dice se questo qua è morto oppure sei no. morto, se devo Ok. se devo ciavarmi con skate. Se a perdere gli schei, al mago che sia sicuro che sia morto davvero. Infatti, ma guarda anche questo, ti è morto in casa per tirare la pensione. Vabbè. Adesso che c'è altri modi per capire se uno è morto. Infatti. Però pensa al Medioevo, pensa anche a morsegare il deo a uno che si è morto di peste. Uno che- Cioè, uno che- non sei simpatico a come uno- a lavoro. uno che- a uno Se che- faceva la bocca buona. Dimmi. Sì, anche con la fune si poteva fare. Col Sì, però campanello. che la fune nelle casse? Non lo so. Sì, sì. Scusate, che se una Sì, fune sì, nelle ho casse. sentito ancora legavano una fune al dito con un campanello, se sto qua si muoveva suonava il campanello, quindi Sì, ma è roba dell'Ottocento sta roba qua. sì, dai. No, adesso Sì, non si no, fa più. no, adesso. Cioè che fa una puntura di roba dentro che se chimica è morto per forza. Sì, morto. E se sì. non è morto Cioè, muore non che dopo. non che c'è possibilità che sia sbagli. No, sbagli. C'è una volta qua che io sbaglio. Sì, qua che se non sbaglio, grosso. Allora, Fate festa. però il termine tecnico è necroforo, che comunque è il termine ufficiale per definire colui che si occupa di tutta quanta l'attività legata al defunto. Che se dite apposta, cioè voi altri lavorate o Gavi lavora come dipendenti, presumo. Ovviamente dipendenti, io come escape, vabbè, roba mia. Poi escape automobilischi. Anche perché
versare una ditta. Che ne vuole. Che ne vuole, Insomma, sta che te compri 10 casse. Cosa ti costa 10 casse? E ti compri Mercedes? Cosa ti costa Mercedes? Tanto. Ah sì? Non ti costa tutta la roba. E i dipendenti dopo. Paghi le tasse, paghi i casini, dopo i rompi i coglioni, i sindacati. Io ho fatto morire anche quei, quindi ho detto mi ciapo il mio stipendio e pari. Comunque è un lavoro delicato, perché bisogna avere 1000 accortezze, 1000, come dire. Bisogna che avere stomaco. Anche stomaco. Sì, Più che effettivamente. Soprattutto Stomaco, perché effettivamente te ne vedi tutti i giorni, dopo non sai che te ne fai mai il callo, Ma penso. dopo a un certo punto te ne frega più niente. Cioè, è come ginecologo. Non te fa né caldo né freddo, insomma. Ma no, dopo un certo punto no. Primi giorni ciapi male, dopo lei sagra, è come ginecologo, ripeto. Subito te ciapi bene, ma dopo il giorno che ti vedi mona. Come mi diceva Poro Nonno, bisogna avere paura dei vivi, non dei morti. Questo è assolutamente vero. E fin qua I vivi che siamo. fa paura. E I fin qua che morti siamo. non fa niente. Mica ho fatto delle piccole ricerche, delle robe, e ho visto che tanti che si avvicinano a sto lavoro qua in realtà viene dall'ambiente ospedaliero molto spesso. Nel senso che quando c'è a che fare qui con certe attività, preferisce andarsi a prendere un dipendente che magari avesse già a che fare con certe robe, però non è vero. Ma mi fa stare barista. No, una balla. No, lì una balla. Una balla. Bisogna che ti sul tabacco, vedi tu. Oh, vedo. Cioè, ognuno fa lavori diversi e dopo approda che il mondo è perché voi. L'unica roba che mo studiamo, ho fatto la terza media. Vabbè, Beh, al minimo, è il minimo Minimo sindacale. sindacale. Ovvio, se no ti ci Vedo, la grazie. patente ormai. No, dopo ho fatto il corso del barista. Lei che dopo da barista a bara. Scusa un attimo. È sempre quella. Lei che dopo ho detto, ma sono stufo, dovrà a fine settimana. Allora dai, aspetta che vado lavorare in cimitero. Che tanto nessuno mi rompe i coglioni. Quando che te vedi, cioè, sti men in black praticamente, tutti vestiti di scuro, di solito ai funerali, eccetera, e ovviamente come i men in black del film, te pensi sempre, ma questi qua, quando che noi fa funerali, che cavolo fa uno che lavora per una ditta di pompe funebri? Cioè, che ha dei tempi morti assurdi, dei tempi morti, A proposito, c'è il termine proposito, giusto, tempi morti. sì. Bene Però così. cosa fa? A certo lì c'ha più appuntamenti, magari te vai in giro anche a guardare se è morto qualche tu. Bisogna che te vai sempre comunque a guardare ovunque e sentire. Così. Aspetta che lo fai che presto, aspetta che vediamo se canale via tirare gli ultimi. E allora che stai in Perché camicia. stai sotto, Visti, parte del buon cliente. Ma che se no è un casino dopo. Che sa che l'altro Bechin. Che vuoi chiamarti lavoro? Anche una concorrenza spietata, cioè. Assurda. Ma sì. parliamo di robe brutte, Parliamo un- di robe brutte. Santo Internet dice che 6.000 imprese di pompe funebri e ha come dipendenti 25.000 dipendenti, cioè non è poco. Calcoliamo quanta gente 6, che 12, lavora 18, lì. 24 che ha 4 dipendenti come minimo. Al manco. Almeno 4 Perché per comunque portarla quel- a casa, che vuoi 4 persone. Anche se dipende da quanto peso ci dentro. Dipende chi c'è dentro, effettivamente. Anche quanto che peso, perché Eh, penso che si chiama porta via Pavarotti, mi porta via me che sono 60 kg muoio, non è mia uguale. Ma Pavarotti magari ieri vede al Bocco Non Avrù. sento chi. Qua, Gli ultimi. Gallardo. Porcalbo. Calbo, Questo lo tagliamo, però non lo disiamo. Anche perché non vorrei mai cattarmi a vedove Pavarotti. No, perché- no, va. No, no, ma che Scheiga, a però te sei, non fa mai schifo tirarne ancora. no, Scaricato così. una vedova addosso così, non sei No, simpatico. No. Tempi morti, però ok. Ma un stipendio medio di un dipendente da pompe funebri è come uno da operaio, presumo. Ma normale, sì, sei sempre su una roba cioè, non è mia, giusto? Perché tutti vogliono ciappare a pischei. Però la gente che non pensa che fa sta roba qua ti ciappi molto di più. Ti può ciappare molto di più se dopo te fai saltare fuori qualcosa. Perché anche lì tempi morti, non viene mia. Butei, non sto sempre pensare che ne c'è appena carga di skate, anzi che ne c'è appena cassa. Una cassa di skate. O comunque che sia anche tanto lavoro in nero, mi penso. C'è gente che arriva, che fa il servizietto soltanto magari per chi si è disponibili, perché hai bisogno, e ora i chiama. È una roba normale in tutti i paesi, che è quello che va a fare il trasporto così del sabato, domenica. No, domenica no, perché non usi funerali. No, manca di notte e ti fica dentro un garage. No, dentro un garage no, però ti sotterra da qualche parte che nessuno sa che sei lì. E quello è il problema, perché se no che lapidi, non che niente, che lì bisogna farlo sparire da qualche parte, bisogna che vaga. Ovvio che ne ti butta via in Adese. Però
Comunque è un lavoro serio, perché comunque bisogna fare anche, se vuoi fare sta roba qua, bisogna farlo con costanza, cioè bisogna essere presenti, essere reperibili, come ti hai detto tu prima, de notte anche, i siti chiama, bisogna che corri, voglio Site dire. chiama, Quindi te che c'è da un correre. telefono acceso anche de notte, Sempre in after, te parti. H24, no, non arrivava mai dal bar. No. Quando che aveva adesso che non arrivava mai dal No, bar, perché bisogna dopo che te ti che si fa, sa. te che fa con le persone, magari dopo che qualcuno che piange. Cioè dopo so anche una brava persona fondamentalmente lì che Segneria mia, vedo. se lo so, però cioè, quando vedo una vecchia che siga a me Te vieni? me ciapo male. Sì, ma emotivamente Non posso sì, venire portare- all'embriago, cioè nel senso o arrivare là che sono cattivo, bisogna che un attimo di tatto. Poco, ma bisogna avere che lo fa rispetto delle persone, ovviamente. Sì, certo. No, vuoi che fammi fuori da casa, quello è un problema mio. Il problema più grosso non è quello di avere dipendenti seri, è di avere dipendenti formati, mi penso. Cioè, perché la sensibilità è una roba credo che sia necessaria, e soprattutto bisogna che sia presente la persona, presentabile più che presente. Quello però è un problema. Una volta funzionava diversamente perché chiamava sempre Ok. perché non gliene fregava niente, adesso invece bisogna avere che in scuola Ok. Sì, no, Serve- una volta serve- i cattava su cani e porci. Beh, Cioè, gara delle gente Bisogna veramente. davanti al bar i primi 4 chi beccava Gli caricava su e diceva, boh, Esatto. mettete là, sta là, tanto mettete il te si vestito bello tanto te si una delle bestia feste. che aveva bottiglioni in boscai, bea vin tutto il giorno, ma era delle Di, bestie. graspa. Tanti anni fa però, adesso non si è più così. No, No, adesso no. serve una scuola specifica per Ok, fare il lavoro. infatti è proprio quello di cui volevo parlare, perché c'è un corso di formazione obbligatorio che Sì. bisogna fare 15 ore come minimo, di cui 5 ore di medicina legale, 5 ore di igiene pubblica e 5 ore di medicina del lavoro. Quindi vuol dire che c'è un po' di studio e da passare un piccolo esametto, un attestato da avere. Sì. Diciamo, Anche lo perché- tutti. tanti diciamo Salta. negozi. Tanti negozi, ormai sono negozi Sì, perché a fine, i galvetrine più grosse che quel supermercato Madonna. che mettono fuori tanto il certificato per dire che tutti I dipendenti sono Dipendenti certificati, sì, hanno ha frequentato, frequentato sono la scuola certificati. del bar. Sì, Però certi una volta adesso l'igiene non sapeva neanche cosa che era. l'igiene. Cioè, nel senso- igiene. L'igiene. Cos'è sta igiene? Dove state a casa? Cos'ero? Se mangiano. No. No, purtroppo adesso cambia anche i tempi, che tante regole dopo. Per fortuna. Manco Anche mai. se noi se ci abbiamo fuori, perché che una certa età. Vabbè, quindi... insomma, ormai altri. Faremo via parte di quel mondo lì. No, dai. No, Ma che sia dai. Faremo parte dell'altro mondo pian piano. Aspetta che mi do una Aspetta remenata. che mi va. è grattata. Un attimo. Che sia anche i dipendenti comunali, comunque necrofori, il necroforo del comune, cioè come dipendente pubblico. Che stava su il matto del paese perché voleva pagarlo e da accattare fuori a un lavoro perché sto qua non è buono, fa niente e se no sta al bar a bere, allora gli buttava in cimitero, tu capivo? Sì. E non lo metti del comune. In effetti, cioè, gli fa paura. Sì. Sì, no. Mica bravo, Arriva poi- la gente che si è morto, qualcuno in casa, te vedi No, queste e questo persone qua qua, c'è gente che scommette a bastiamo. per quello che adesso se cambia i tempi sei più presentabile. Ovvio. Avevano neanche detto i nomi, Ross e Frank qua, Lui. Franco, che gli altri da piccoli cosa vuoi fare? Perché non vuoi fare i back-in? Ma di che domanda. La Rockstar, ovviamente, dopo ascolti metal, immagini morti, per forza Anche dei te che caschi aveva dentro. maglietta con i morti di te ACDC, che caschi Megadeth, dentro, robe è varie. una roba, penso, normale. Tutti che avevano i fatti miei, che è sempre stata una roba che mi è sempre piaciuta. Anche perché penso, non sono io mai con te, però penso, do 300 teschi da tu e tutti mi dicono, ti piace i teschi? Mi sono nato da boccia, ma no, solo per il metal e per il punk, ma mi sarà ciapato proprio dall'immagine del teschio, del morto, mi portava bene. Ti piaceva? Mi piaceva, sì, infatti che erano stati anni fa, quando non facevo ancora sto lavoro, che mi muoveva in giro per i cimiteri, così che mi cattava io, sta roba, Te mi godevi un pasto. ha portato a casa e mio papà mi butta via tutto, ma non voleva mi far qualcosa di male, mi piaceva proprio l'immagine del teschio. Come un collezionista di ossa. Bravo. Come, Invece adesso è Yoshi De Maschio E Clinton. siamo giusti. Andiamo un attimo per step, come dire, per passo dopo passo. Ora, cosa succede? Muore qualcuno, la famiglia o se non ha una famiglia chi che chiama? Succede che chiama comunque i carabinieri, cioè nel senso Pure- muore una persona, adesso mi capita anche a casa mia, purtroppo 2 anni fa ho perso un menore, mio zio, e gli è morto in casa.
mi sarà via e io che te mi frate, però arriva subito i carabinieri immediatamente. Sì. E dopo arriva i miei compagni, i Eh, miei colleghi. Però Dio non ti puoi fare niente. Cioè, No. ti se mia ero soneodo, non mi è potuto su. E ma rotto i coglioni anche perché per domandarmi dove ero il giorno prima, tutto. che avesse compagni miei. Sì, sì. Quindi- Indagini che a scattare, che il caso è a... Veniva mi ha visto arrivare, immagina. Lei lui che l'ha Ah, è ucciso. stato lui. E voi che? Vabbè. E quindi dopo che è tutto un iter anche lì, però prima che i carabinieri, dopo arriva i necrofori e dopo ven fuori tutto il resto. Ok, Però ok. prima che arriva per forza i carabinieri, arriva subito. Era Ponemo invece che morire in casa per una disgrazia o per qualcosa disgrazia. che per una malattia eccetera e te muori in ospedale. Ti pena che muore uno in ospedale, fuora che se sei pompe funebri che ti aspetta. Sì. E come mai? Chi sei che fa la soffiata di solito? Sta roba se o che c'è sempre qualcuno là, fuori, pronto, oppure è strano che si è sempre pronti. Perché se mi so che qualcuno, un caro, se io tirare a cuoia, tirarle. mi informo già e so già cosa che posso fare. Però è strano che succeda. Cioè, sei là pronti col biglietto da visita appena che muori, cioè, è brutto da dire. E lo fare così. Era chi sei, infermieri che avverte. Chi Chi che puoi dirlo? Chi sa, magari succede Chi lo si qualcosa, magari che manca, che ha un piede sulla fossa, che è nato sulla saunetta e qualche non lo urta. Quindi magari anche un zucco di Sì, skate, sì. però Ah, io sì. posso mia dirlo. No, neanche a me. Posso È vendere? dirlo franco. Segreto No. professionale questo Sì. qua. No, È il però, segreto di Pulcinella. Esatto. però è vero, fatalità, io sempre pronti. Sempre pronti. Sono fiati Che è un avvoltoi, mistero, qua. Esatto, è un mistero, parola bisogna giusta, che avvoltoi. abbiamo cosa quel che fa il mistero come c'hanno, guarda. Ruggeri. Enrico Ruggeri. Il capo Esatto. Il capo dei il capo disgrazie. dei- sì, beh. Se tu che sei una disgrazia arriva io. Sì, ma sotto aspetta che ma vedo toccarsi e dico, guarda che video vedi? che mi tocco i coglioni, va a portare la sfiga e basta. Comunque che è un business anche lì di Drio che anche tu immagini. Se è ovvio cioè, che nel sia senso, concorrenza, eccetera, uno arriva e perde l'affare, vuol dire si come cazza. Fatozzi quando da ospedale che aveva 2 o 5 litri di urina truccata per evitare il servizio militare. Cioè, nel senso, tutti lì che ti aspettano. No, adesso così te Non lo si dico. dice ste robe, ma è vero. Io roba di un film, dai. Io roba che di un film anche Comunque, la importante. denuncia di morte che ho scoperto bisogna farla entro 24 ore. Se te sì, perché è uno che da muore in casa. Quindi bisogna che te si svelto e Sì, lesto. sì. Perché dopo sennò gli sospetta di te. Bravo, ovviamente. bravo, Quindi no, ma se dopo, ha ragione. se dopo gli votini sulle case per tirare la pensione, Esatto, però dopo, io metti il però dopo congelatore. bravo, te lo metti in freezer. Ma C'è bisogna- gente che fa allora, la denuncia prima ancora che muora. Tra l'altro non si può neanche comprare l'oculo prima di morire. no. A meno che non ti avvisa di famiglia. no, siete che automobile, siete che automobile No, famiglia. te puoi prenotartene a casa anche sul cimitero. Mica avevo un collega in radio che aveva comprato a cassa e l'aveva messa sopra dell'armadio e avvolta nel cellophane e coperta con Che un non si drappo. botta, insomma. La sera La moglie lo brutta da odiava. vedere. ti arrivi a casa imbriaco, ti ribalti tutto, ti casca a casa in testa. Esatto. Comprava Cioè, prima Cesarento. perché trova un'offerta per sparagnare che comprava a casa Vabbè, prima. vabbè, C'è un vabbè. genio. vabbè. Non è mia sta ocolo della fine. Certo. Ha messo le mani Vabbè. avanti. Sai che dopo se ne fuori a norma? Perché dentro una aveva zinco. No, dopo che E da fuori a voleva. norma tutto quanto, c'è poi in culo. Poteva bruciarlo, poro Cristo che Cioè, non aveva culare. solo no, giuro, che aveva solo no. l'armadio per 20 anni. E li usava come bulle che ha messo il giazzo con il giro dentro, dai. Che cosa hai lavorato per a fare? Cos'è il cambio invernale che metteva le querte dei bombasoni? Metteva come in armaro, Allora, c'ha Memo, arriva in presa e pompe funebri, cosa fa? Porta via la sala. Porta via il feretro. Ok, dov'è che lo porta? Mi se lo porta via. Lo porta via a casa. No, No. mettemi in Dopo, freezer. no. Mico, certo che senso. sono tre robe: obitorio, camera mortuaria e camera ardente. Che vi confusi sti termini sempre. Yes, sempre. allora, Dov'è che lo dipende. porta? In obitorio, presumo. Ah sì, in obitorio, o altrimenti che magari delle ditte grosse che ha la sua camera praticamente e praticamente ne va mia in ospedale. Ah. E se lo porta là, lo riga tutte le succelle, se no bisogna che passa sicuramente dall'ospedale. Dipende dopo dalla ditta quanti skate che ha. Sempre il solito discorso. Sì, Skate. quanto grosse che sei? Bravo. Se una sei ditta grossi, che anche a soccelletta Iga, e bravo, il sì. quarto del bue, e un morto. Bravo. La benzina che dopo bisogna che te vai fino in ospedale, te costa. Se dopo siete. Intanto porta fuori le costanti quando arriva. O magari Se che vuol ti. dire o magari- scherzare, ovviamente. Ah, che beh, uno sì, se- o magari- pensa che sia Se vero, zappa che- mai che dopo via i codini pensa, insieme col e pensa cadaveri. di finire in macelleria, insomma. No, se no magari che tiene il giazzo i bar.
Cioè, può essere che quella, Sì, magari sì, che da sì. 50 euro al mese ti viene una moto del giastro. No, ma però a temperatura l'esevo è più 2 più 8, Sì. quella fredda. Sì. Fredda. Sì, Ma poi sì. bisogna qui che congela, perché che se necessità di tenere il corpo in una certa condizione, diciamo, dopo, gelato proprio. Sì, gelato, ma dopo lì dipende sempre anche dalla regione, cambia tante questa Sì, roba sì, qua. sì. E adesso ti dico quali, era sempre 2,8. Tutto lì. Certi posti mette dentro i pilastri del cemento, ma insomma. E arma, sì, insomma. Sì, dopo resta il buso perché si compone. Dopo casca i ponti. Succede. È un lavoro sicuro. E io insomma. so- Comunque, se dovesse invece di portarsi diciamo, casa la ditta, la porta in obitorio. L'obitorio è in ospedale o Obitorio in posti precisi, in ospedale. principalmente in ospedali. Principalmente in ospedali quelli grossi. Gli ospedali piccoli magari non che mia, però abbiamo mai qua che su tutti gli ospedali che l'obitorio. Obitorio, ok. No, altri di solito, come ti ho detto prima, o i Garcella nella sua ditta, se no va tutti in ospedale. E dopo anche là, e marchette anche là. Vabbè, no, parliamo. È uno dei soldi di qua, portamelo di là, aspetta che devo un piacere. Che ne li ha, che ne... Faremo un'altra puntata apposta. Se no me scrivi io, spiego un attimo. Vedo già è il braccio che fa così che contare skate. Anche tutto a base di massa. skate. Skate. In questo caso è una puntata che costa tantissimo. fare A qualsiasi te roba. costerà anche a dire birre che ti sia un brutto paese qua. Quindi diciamo la salma non sei più casa, non sei più in giro per la strada, eccetera, sei dentro un posto così. Sì. Scatta dopo tutta una serie di documentazioni perché è morto e dite dei prese pompe funebri si occupa anche di questo, di fare comunicazione al comune per avere i certificati di morte. Fa anche totalmente all'INPS, tutto. ho scoperto che viene fatte comunicazioni all'INPS per sospendere la pensione, che roba ha. Sì, c'è gente che fa tutto. Sì, da caso ti dai un euro in più, cioè. No, anche perché col discorso di prima siete. Spera di morire il giorno dopo che ti tira la pensione, perché se muori il giorno prima ti tocca dare che devono gli interessi di un casino, un macello. Te lo ciappi, Caedrio. Parla davvero. Praticamente qua che però bisogna che parliamo del lavoro sporco adesso. Il lavoro sporco se quello, una volta che arriva a salma il defunto il deceduto, chiamiamolo come che vuoi, bisogna dare una nettata, vestirlo. Che procedure che sei? Che mia chi è che lo fa? Tanto lo fa e poi per funebri sì. Dopo quando dico gara dei miei colleghi che non voleva mica farlo, gara qui che lo faceva, perché anche lì bisogna che stomaco. Certo. Però ti lo sai che deve fare quel lavoro lì. Bisogna anche lavarla a volte. Bisogna lavarlo, dopo va bene. Fai la barba se un uomo fa i capelli pettinarli, fa la barba, sì, perché ma scusa, se uno adesso torno a casa, te che a pettinarlo, mica te che fai a mascagna se che aveva riga in parte. Cioè, come fai a sapere, ti facci dare una foto sì, ovviamente se fa me la domanda quella roba lì. Guarda, moria che te me lo metti in questa maniera qua. Esatto. Sì, però dai, non te A un certo punto, insomma. Non sai che io trucchi come i Kiss. No. Madonna, se potessi è una bella idea. Quasi che penso, l'ho scritto. Esatto. Quando moro come Strali, come lui. Che bisogna le tazze. No, comunque bisogna pulirlo, sistemarlo, cioè che sia presentabile, ovviamente, perché dopo comunque quando viene a venderlo la gente va a trovarlo in un buono stato. Ovviamente. Esatto. Era il buono stato. Parliamo della roba fondamentale. Il vasmarzo, come dicevamo prima, cioè era il deterioramento della salma, se veloce, tutto insomma. Aspetta se è caldo, aspetta se ti sta. È una roba devastante, voglio dire. Fuori beghi. Ti puoi andare a pescare. Sì. Effettivamente, detto così, sapevamo perché. Poi beghi. Se puoi fare delle pratiche, questa si chiama tanatoprassi, che è praticamente tutta quanta quelle attività legate un po' alla chimica, un po' alle, insomma, perché fai una puntura di una roba che lo mantieni come che non sapevo neanche cosa che dentro. Sì, dentro che se mi sono informato che è un fluido, due tipi di iniezione quale sevo. Allora, una si chiama iniezione conservativa,
che se proprio qui ha del legge, quando che dopo deve mantenere la salma per fare altre analisi forensi, Ovviamente altre se è robe. roba che è di mezzo alla polizia. Esatto, quindi Se ne sta oppure un omicidio, un suicidio su quelle robe lì. dentro le cavità corporee viene buttata dentro la formalina. Come rane che ti vedi dentro il barato. Uguale. La formalina è. Stessa identica roba. E tra l'altro la formalina è anche cancerogena, quindi adesso che Beh, ma ormai non penso che fa problemi. no, ormai è morto. E l'altra è invece un'iniezione di prodotti, diciamo così, moderni. Uno è il Fluitan, dicevo qua, l'esevo. Però, i di fluidi che viene buttati dentro nel sangue, viene svodà e butta dentro nel sangue sta roba. E quindi te eviti la putrefazione, eviti che puzzi. Deve mia marzo. Sì, non te vai marzo. Deve mia marzo. Ti conserva bene per essere presentabile nel momento in cui gli ha da presentare. Ovviamente che la metà di già è cravatta. Gente che se meglio. Sì, A chi ti tira come un cavazzin. Vabbè. No, belli lucidi, gonfi, Madonna, eccetera. te trucca, tutto fa So che sia un tutto. macabro da dire, però è gente che mette il cotone in bocca. Sì, È vero? sì, per fare comunque le forme della faccia, sì, ci fa Sì, delle perché botte. se chiaro. sgonfio, se Sì, te casca carne. te casca tutto, dopo se magari ti vede tutto neoda, bisogna fare fatte bene robe. Ma perché uno finisce dentro la mentitrebbia che allora lì ha un problema da non fare i puzzle da 5.000, insomma. Cosa che tu da farli? Un po' un problema. Il puzzle da 5.000. Bisogna, nel momento che tutto quanto allestito il corpo, diciamo così, bisogna allestire anche la cerimonia. Quindi si sente la famiglia per quanto chi vuoi spendere. Ovviamente dipende sì. dalle tasche del cliente. E più che altro da quanto che ne fregava da quel che è morto, che ne fregava un cazzo che gli buttare nel fosso che è lì stesso. Che non resta pischei. Esatto. È gente tira in drio, vedi, Tira sempre che in drio. costa. Però si può- sì. ho letto che Come si anche può da scaricarlo spendi, dalle ti sai che ne tasse restano e altri. liberare. Sì, ti puoi scaricarlo adesso, però non è che ti scarichi tanto. Lì vai, vinti perfetto più Una o buona meno. parte, sì, è il 19%, guarda qua. Ecco, Fino a 1550 euro, 1550 euro. Se no ti fai un funerale come Fantozzi, cioè che proprio le coriche. E sperare che dimora sotto San Valentino. Sai che i Ma fiori sui costano prezzi, doppio anche Sul serio, dai? sì. Va al periodo, o giorno di morti Beh, lì, ciao, di sacra. prega Dio chi muore dopo o prima, perché sennò è un casino. Dopo arriva dove che c'è la camera ardente, la famosa camera ardente, dove che viene esposta la sala. Dove chi vede? Dai, non tutti puoi esporla, no. c'è anche chi che non aveva aperta la cassa. No, chiusa, che vuoi Molti aperta. l'aveva aperta, molti chiusa. Sì, per fare l'ultimo saluto per la famiglia. Dopo dipende anche sempre come che hai messo. C'è gente che non vuole esporre il cadavere, No, quindi- magari che dà fastidio, o come tu hai detto, prima mette che il ragù dentro. Beh, ho da vedere, se no dici la mia vuoi chiusa, perché non vuoi più vederlo, perché magari che sta male. Allora lì te che capisco anche che- ma capisco, mi non vorrei a me a vederlo. Sì, Mi non lo so, mica che non ho visti Beh, ma tanti. veniamo a vedertene un altri. Ah non sì, bisogna sì, ma preoccuparti. anche la mia è petto aperta come Gigi Alli, poi che mi mette dentro whisky mia. E che mi porta i Ah, cicchi. te conservi? Ma che massa? Beh, ma sa con quel che Però- taglia dentro, penso. invece di fare delle punture delle formaline, ti fa una puntura del jack. Sì, bisogna che mi ha avuto dentro. No, te farò vedere che la foto lì è stupenda. Mica Puoi foto- assare tutto scritto, nei limiti del nei legale. limiti Le tua volontà, Ma ne parliamo dopo. Tutte le operazioni, insomma, si svolge secondo anche le direttive delle famiglie di eredi, diciamo così. Sì, beh, che resta. ovviamente ci paga. E chi beh, paga? sì. Effettivamente. Ma se uno non ha nessuno, chi paga? Il comune? È comune. È comune. Il comune va a risparmio? Comune penso? non ti dà una Sì, sega. sì, no, ti Ma butta nel niente. fosso sul serio. Cioè, il comune spende il minimo Comune necessario. tu la bara, tu la sempliciotta. Con la cassa quella. di cartone, Bravo, una scatola. Le scatole e le scarpe. Sì. E ti Ti butta butta lì. Dopo che la va, nel insomma. posto pezzo. Dopo, ovviamente, da qualche parte. Ti mette la fotografia di quando ti sei nato. Beh, e ti Dove mi trova? ti tocca la carta di tasse, la carta di tasse. Cioè, ma chi ti fa la foto ceramica? No, no, costa sì. 50 euro una foto ceramica. 50 Sì, euro tre- ceramica. sì, dai, adesso me non tocco con la foto, però Se te ne voglio una, euro. così Cioè, fai però 9 su 10 che mettiamo tutti la foto della carta d'identità. sul serio? Sì, se te Una guardi, foto felice dove giocava a Bayona. Ma infatti, ma metti che una roba. No, adesso va di moda a mettere le foto, quelle. Beh, quelle adesso bauche, sì. quelle da da Facebook. pescare, quelle Sì, che si devono vedere la mano. guarda, No, insomma, noi selfie.
Sì, beh, una Dai, foto sulla ma- tomba di che te fai un selfie col telefono, sei bellissima. se Magari se piego una magari- merda che ti appena se bevi magari 7.000 spritz. se magari la andiamo a fare sul selfie sai qua sotto sapere No, beh, sei bruttissimo. lo so Un se ne- selfie con la pistola. Cioè, polessia. Abbiamo seppellito uno scemo, praticamente. oh. Vabbè, siamo arrivati alla prima rubrica. Abbiamo parlato un sacco di skate, perché effettivamente funerale e quando muore qualcuno costa un sacco di skate. La prima rubrica si chiama Sparagnare. Ole. È la rubrica fondamentale di questo podcast, Ole. perché rubrica fondamentale del podcast Sparagnare, perché quando che si tratta di sparagnare tutti si disposti. E tutti dei tirannosauri bocca Esatto. grande I braccia ga- corti i ga- Visto che sei così normale sparagnare, invece stavolta parliamo di invece di sparagnare, che sei uno che è morto e ha tanti skate da spendere, invece stavolta qua puoi permettersi di fare un funerale, diciamo, particolare. VIP Ok, funerale con band. Te che te chiami, Ross? Mici c'è Maria purtroppo No, adesso ma da skate? ovvio Skate? amichissimi lei che Chissà. adesso non capisce Israeli che l'altro Tommy Tyler mi sto sui coglioni Ascolta, fa sboron, ciamo gli SDC, costa appunto, piacere. ti dici lo so ma che di no, Mi- i Metallica Megadeth. Micia no. Maria, i Dark Funeral. o Mayhem ma i Ah. gruppi scandinavi svedesi gente che Sì, Un po' sì. di gothic Che- metal. no No, quello Il mio cattivo. il mio Black- gotico. black Dai, a metal. questo Il punto i black- Children of Bodom. Ecco, a questo esatto. punto a questo punto chiamo Burzum Burzum, bravo. Church, Burzum. e lui l'ha fatto tutto pensa che ha fatto Burzum perché è un suo amico che No, non so suonava cosa che ha fatto, ma se puoi dire. sì si può ok, dire Era no. solo con pago 33 coltegliato in numero casuale, insomma. un suo amico ma chi ne va mia d'accordo Sono chitarrista. suo chitarrista sì ha giocato su una canzone che ha dato un padre alla madre Insomma. Ma le raccontai 33? Hai sì. deciso di fare le dopo, giuste. ovviamente Esatto. perché dopo la portà alle pompe funebri e non altri quanti ne hai dati? Io 33. gliela vai a contare tutto Ok, e visto che te puoi spendere, perché hai occasione di spendere, dov'è che te lo fai? Mi diria una roba, un stadio, una roba bella. allora grossa. se mi Stadio e fatica perché sempre le partite la domenica. Porca Bisogna che te muori coglione, fra stimane, Barone, insomma. fa cagare. Ma il mercoledì che si coppa, il martedì che si recupera il campionato. te che mai te in stadio, mi fatica. piace Stadio. la figa mi ballone Sta- cosa sta- che succede ah, Che televisione nuvolate se diciamo. Ragazzi. ma no mi guarda ti giuro se dovesse avere il coraggio da scrivere che quando Se mai sta buono scriva. insomma stiamo con questo battello cioè c'è un bel campo fa una festa dico vinco a tutti a bere che gli ultimi skate che mi resta No, birre. no, ma qua c'è qualcun altro che paga. Cioè, se roba grossa. te puoi spendere, capito? Non sei sparagno. Qua proprio se non veramente mi- spendo, No. non neanche a me, spendi. spendi Vabbè, fusti di birra nastro. Ok, beh, catering. Vacca e via. buona. ma che posso dire mai a nessuno quei bei tutti Ma sì. ti qua- butti qua via che dai quattro mangiare- patatine Qua il mangiare Patatine, una roba di patatine goti patatine, sprizza nastro, birre, e concerti vino nastro. no e ma via. è bello quello che pensava ma con la gente quando che se Fammi vai Pulicella, A sto funerale. punto. e se ne muovo in Austria Villac. la Villac, Era un bel funerale a Villac. Mi spero di andare prima di morire, sinceramente. Sai. No, perché pagare la festa che chiara, comunque poi Villac poi vuol da dire- torsere il vuol culo, dire scusami. Vigliac, cioè fine Vigliacchi. Vigliac. Avevo dico i meschei. fuck dal boh Quindi sì, no, che te frega. Però te che, cioè, potendo farlo e te hai tutto scritto, se uno paga, cioè a sto punto, e poi finire, visto che sei un sacco di partecipanti, perché ovviamente che sei da bere, che sei concerti. Burzum, che concerti. sei il concerto, che sei che assieme un gadget di ricordo a sta gente. Cosa che assieme come gadget per portarsi a casa? dimmi la tua adesso bisogno che t'accazzello Come gadget. Sai. Cioè vabbè, a maglietta ricordo io c'ero, Cioè, perché come minimo. Vabbè. se no allora perché ti pone a fare come ti fai matrimonio che tra bomboniera Sarebbe mia Una mai. bomboniera per funerale. La vareta di Sì, ceramica, te vertichi la foto dentro. Sì, Sarebbe- ma vabbè, sì, ma Vale, Cioè, no, vale. mi ricordo una volta un mio amico Una roba no di lei serva? era Infatti, li bombonieri, i matrimoni, buttali serve via un tutti. cazzo. Fai un portaciave loro, dai. lo so. Devi pensare a un gadget da sarga al vostro funerale. Vabbè, una bottiglia di Una vino. roba che puoi anche avere 6, No, no. mi Insomma, mi sono da... mi sta passando a un cimitero, disegno, e tornando a casa mi sono fermato, era un negozietto dedicato, e con le bottiglie di vino con la faccia del defunto. Quindi, però- seria,
Sì, dai, là. Sì. Quindi sarebbe una Poi bella conosciamo idea. tutti il defunto, quello Esatto, operato. quello è. Sicuro che aveva il sangue sulla testa, Esatto. praticamente. Sì. E Fuori quindi dal... No. sarebbe una bella idea che crea lì con l'immaginetta del defunto, dopo se beve via, butta via la bottiglia perché Sì, cazzo, tanto in effetti- per un caso. magari metti boia alla bottiglia e se ne stacca l'etichetta se proprio ma che stai te togliendo- proprio che tieni. Ma stai lì a far vero? perché No. che no, tanti, no. che tanti adesso che vai ai funerali fa la firma te che dai l'immaginetta e dentro acceso te Ah, catti che la queste usanze di assare immaginetta. Sì. Quanto se ne fa uno della immagine? infatti no? dentro accesa che la botta dopo Butta via tutti. Sì, Che la gente butta via, ma Dai, non sai che porta sfiga, per carità, però macabra, ma perché ricordo. ti dà l'immaginetta, ma perché questo voli l'orianca? E voi che te che fai in casa? Mangia. anche la mancia Ah, ecco per cui fa l'immaginetta. E tu vaffanculo. capito, Esatto, io ti do oh. un cazzo, si scusate. tira su dappertutto Vabbè, però. Dai, robe brutte. Noi altri siamo delle persone serie. Spinti, Beh, rosca, sì, adesso seria un disco, un vinile. Un vinile. vinile. Però so da che gruppo lì. Che adesso che penserò. Però un disco, ma un disco te usi, ti porti a casa, ti viene in mente che il tuo amico suonava, e che robe lì, campanelle. Che se se suonava la le sorella campanelle. videocassetta a colpo grosso Il baffone smile. Vacca, lì da qua. dalle nostre bande Tira l'angolo qua. No, comunque vinili. Posso mi regalate a giradischi, costa una moto escape, però no, vinili ti insomma. regalo. Te fregate, si mordo, paga gli altri. Appunto. Dai, è vero. E seghere tanti skate. Ti regali un impianto hi-fi con i vinili? Casse e tutto, giradischi a proposito mix. delle casse Casse, bravo. ecco, Puntine da paura perché Io le ricambio puntine e Stanton, via. Bravo, fuckati. skate, che se- roba che puoi ne spendere. butta via, spendi. Tanto so perché in effetti. E E vai. dice cassa morto, che mi scasselli. Cazzo morto, non mi Mi scarsare. scasselli. Vabbè, stavolta qua è rubrica sparagnare, si è trasformata in rubrica sperperiare. Buttiamoli tutti via. Buttali via. Tanto, sai che perché ne- sai che ne va, fai tu? quando ti arrivi lì te sai che ti spendi non ti ciappi via No. E dopo una rubrica così non si può parlare altro che del Milano. Perché se parla di skate si parla di Milano. devo tornare Adesso a dopo Verona. il trend del wedding planner che si chiama il funeral planner. Sì ragazzi, qui che vi organizza il funerale da zero. Cioè ti non ti sai cosa fare, arriva una o uno che ti dice esattamente cosa bisogna fare, solo che mi puoi pensare a robe del genere. Sì, io avanti cioè. Sì, a parte che se sa, come dicevamo prima fuori onda, una ditta in Italia che si chiama Tappo, che si dio monopolizzare il mondo. Cioè, a me mi sono scritto 3 frasi che ho trovato, i suoi slogan, che secondo me Geniali, sono del male. frasi No, geniali. veramente furbi. Guarda, siamo l'unico franchising che lavora quando i clienti mancano. Cioè, geniale. Posto fisso a tempo indeterminato. Questa è ancora più bella. Ma questa qua: non è bello ciò che è bello ciò che giace. Questa No, sti qua- No, qua veramente è gente il marketing. che ha studiato acqua. qua che c'è Cioè, gente non è che mia un studia. ebete, Sì, sì, è mia no, uno no, come No, me. ebeti come gli altri nostri qua. Vabbè, sì, Che la cavata. può essere far domanda. Beh, sì. Dalla regia mi mostrano quella specificatamente per Legnago. Le nostre buche sono più discrete e che se una nutria con una paia. Sì. Ma bellissimo. No, questi qua io Ciao, avanti, tanti sì, schema sì. scrive queste frasi qua. Arriviamo sempre lì. No, tu dito, portiamo il curriculum domani mattina. Domani magari devo finire se Legnano, facciamo sentire la vediamo. puntata, magari ne torno. Magari, questi qua, i bravi buttei. Che spara cagate, sono buoni. Guarda, mica facile anche a sparare le puttanate. No. Lo rende simpatico, è quello il bello. Ma Cioè, infatti- rende simpatica e accessibile un argomento che era sempre stato tabù. Effettivamente sta bravi. Vi domando una roba personale, si è mai data qualche fiera del settore? Mi sono dato solo una di Napoli. Però non era mia roba La mia da godersi. Vai casino. L'open bar che ieri. Era mia open Dopo il bar al limite. L'open bar? Non so mica goduto. Ma no, ma sai, vedo un po' dei rapidi così a passare con dei clienti, ma non me ne. Boh, comunque le fiere. Le fiere? Sì. Qua in zona siamo specializzati col marmo, quindi. Ma infatti, ma quello quello che manca andava a via. vedere rapidi, tutte queste robe qua, i crocifissi, casini, robe, non era mia casse. Gara che delle casse le vinc perché sai Ma il bello è che quando che girano tutti i crocifissi. ho un problema con la Cisa purtroppo. Sto sempre fuori. Quasi sempre. Sto sempre al bar davanti a A Cisa. proposito delle lapidi, visto che ti hai detto lapidi, adesso che sei lapidi nuove con QR code.
che ti te passi col telefono e te puoi vedere sul tuo smartphone tutta la vita del defunto che Ma che quello è sempre, giace lì. anche quello è sempre spiritoso che mette Pornhub, guarda il QR code e vede questo sarebbe una bella roba da mettere su a lapide se moresse via. Beh, sì. Sì, Sì. metto quello, qua Sì. diverte. Pure il QR code con scritto misto meglio e ti adesso. Adesso mi Quando- posso. Quando che si lavora su questo settore qua, bisogna che la gente sia tutta quanta della stessa altezza, presumo, perché puoi mica avere uno basso che tu porti a casa. No, se no te se ne balza da una parte. Altri uno basso, te sei. No, se te guardi bei, tutti bei grossi, Bei alti, tu capisci? uomini Sì, robusti. sì, dai, poi cioè, Gli stessi che scavano anche la fossa oppure no? No. Che sei allora, trattori- no, che sei allora- scavatori sì, allora quello adesso. lo fa. Quello che pensa è Becchino del E comune. beh, chi è quello che dice prima l'imbriaco? Voi altri rivei trovate abuso. Cioè, cazzo, sì, è stato fatto dopo lui, Tutto e dopo fatto. lui è Lui la si sala. arrangia, te lo metti Le- dentro e dopo lui. Preparare soltanto la lapide. Ma con che i mo' nomi, mi a sporcarsi. iscrizioni, eccetera, Mi a sporcarsi. e- Sì, che arriva dopo 3-4 mesi perché quel lavoro che insomma. Guarda, l'occasione. Non può dire che sia pronta subito, insomma. Tanto te che tagli una foto lì. Te che la metti prima. là e dopo con Come calma mette le quando. tigrafe del solito anche. Sì, Ma sì. sì, quel che tante volte. capita, insomma, Dipende anche la quando foto del gatto. No, dai. Ma sì, sì, cioè, No, che povero quello, gatto. Beh, sì, beh. te vedi tutto poi cimitero. Sì, beh, ormai, infatti, sta allena- roba qua volevo fermarmi un attimo. Te vedi di tutto. È una C'è roba- qualcosa che si può raccontare di tutto che si Allora, vede. intanto che se puoi vedere tutto, ho visto gente che va al cimitero col cane e che pisa sulle lapidi chiate, cioè. Non si può portare i L'animale non cani. può entrare nel. Cioè, non potrebbe entrare nel cimitero. Ma sì, può entrare. Ma Però insomma, basta che un abbia po' un po' di decoro. Un po' di rispetto. E il cane te lo prendi in casa se proprio te che andare al cimitero. Insomma, Ma tipo Vecce che fa baruffa? Mi ho visto. il culo ai fiori. È un macello. Classico. Ma sì. Sì, adesso ciapa per la parrucca, no? Perché una volta sarei via a sistemare i bagni, tiravamo la martella, becca un signore che si stava, come si può dire, masturbando Dai, in cimitero. bagno, nel bagno del Insomma, a cimitero. casa che aveva gente, in E si casa che vede, aveva gente, lì E non- se sì. venivo là il momento. di sicuro lì lo vedevi su. A parte lui, insomma. Ho aperto la Ti porta, ha capito dove guardare certe robe. beccato. avevo visto. Dove andare in bagno? O vai tu con la mia sorella alla porta, mi metto la porta, va che dai ciccio in mano. Stava E sgrovando. gara freddo, Oh, può essere che quella, magari sta. Vedo sti macchinoni da pompe funebri ovviamente eccetera, tutti sti Mercedes, ma ho visto anche i Maserati, Sì, sì. ho visto Anche c'era Lamborghini, Ferrari, Lamborghini, tutto, Ferrari addirittura, tutto, ma che dei Ferrari tutto. station wagon? Le macchine fatte apposta, gli taglia e gli attacca il tocco del dritto. Sì, è come Sì, si che ha chiama tutta la capottina di vetroresina da Sì, Rio. sì, anche quelli familiari che sta a 3-4 Però ho visto anche funerali da poveracci fra virgolette col con la carriola. Col carretto. col vito, Beh, col fiorino anche. col fiorino e il panettaro, no? Ma sì che mette la corda elastica del Dio perché non la casca fuori e via. Un Sì. giro e nastro e via. Ma sì, ma- Cioè, Sì, tanto. no, il fiorino se piccolo, che sta te a ne casa, for- è tu un dico. puteo. Sì, c'è un boccia. Boccia sì. C'è. Vabbè, comunque costa, guarda, se parte da 200.000 euro. le macchine, 200.000 sì. euro Ah, allestite. sì, sì, senza- 150 in su. Esatto. Ma poi che sia anche il mercato dell'usato, e allora là, cioè Mette sparagli qualcosa. ma- sì. insomma, sono all'esame le caratteristiche della macchina. Cioè, che sia anche a quei ibride. Ma che cazzo me ne frega comprarmi una macchina ibrida per fare un carro funebre? Ma Cioè, lì, a allora- corrente. O che ne so. Ma sì, è preso diretta come ciao, perché andare pian pianino. Non è che- Ma comunque una macchina così non può essere sfruttata. Cioè, è dura No, te 20 può via anni. fai i freni a mano in piazza. No, nel ma senso- così a neve, non È sai le che grosse. fare, No, No, no. Via fare le Sì, gigane. carino, nevega, qui, testa coa col caro funebre. Chi era? Paolo, i due comici. Luca e Paolo. Che aveva fatto la serie che andava in giro col Beh, furgone. Ah, Sì, figata. funebre, Sì, 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 bravo. sì, Col sì. caro funebre andava a Zoe che aveva il gommone a papperella da Sì, Rio. sì, sì, sì. Cioè, la gente ti guarda stranita, voglio dire, quando Beh, ti arrivi con una papperella da Rio al infatti- posto del Veneto. Vabbè, insomma, sai come che lei. O magari ti metti la mammola gonfiabile. Sì, è ovvio che Dipende lì, ma so che piace. Prima di arrivare a avere delle macchine così costose si faceva i funerali con i cavalli e il carro. Questo gli era la normalità. Esiste ancora qualcuno con i cavalli che Sì, vuole sì. farlo così come una volta? Sì, sì. Con la banda, con Sì, le robe sì, così. sì, sì. No, la banda è brutto. Sì. No, Banda i che suona. con i fiati, cioè, Sì. con i tamburi, casini, robe. Sì, sì. E maggiorette? No, senza maggiorette. No, ma quelle, Madrio, maggiorette al funerale, vabbè, figurati. No, insomma. Però,
Se è buona. E poi scherzo. No, se no famo caro carnevale, tira caramelle. Caro carnevale con la barra del Rio. Esatto. Comunque no, se lì è mia mai comunque. Nel dopoguerra si arriva ai primi carri funebri, ma era... Ma erano stupendi quei vecchi. Sì. Dica me che i cosi fuori con le candele. Me lo compraria la macchina lì. Ah beh sì. Sì. Dopo leggevo che in America che c'è qui che si fa si chiama moto funebre, invece caro funebre i Harley Davidson e traina la bara. Sì, magari motociclisti, sì, roba, biker, che roba sì, bikers, sì. pasta, roba così, cioè. Non penso che un normale si inventa il tosenarli per portare via. Ah no, cioè, invece skate. Vabbè, qua siamo in America, ma l'America sappiamo che è strana. Poi altri che vi visto funerali cattolici, presumo, con messa, eccetera. Ma avete mai visto funerali di altre confessioni religiose? Ho visto funerali atei che praticamente quelli da passano via dalla chiesa cerimonia in in cimitero. cimitero, sì, buttani a busa. Anche perché non ne frega niente di Sì, solito sì, porcherie. Nel senso lato. E chi altri, sinceramente, sono sempre stato curioso, tipo i cinesi, che lì sono musulmani e rispedirsi a casa da quel che so. No, stato perché ti pensi che non muore i cinesi, perché non li mette epigrafi. Li fa in maniera diversa, più discreta. Soprattutto se sei buddisti o... vabbè, che sei cinesi, la maggior parte sei atei, non che ne frega niente di certe cerimonie. Però se sei buddisti, i fa la cremazione del solito, una cerimonia con il suo... Diciamo monaco che fa un po' che de preghiere, fa discorsi sul Dharma, eccetera. Insomma, vabbè, dai. Funerali no, invece, magari su te che no. Cerimonie già hai mai visto? Ne fa una cerimonia molto sobria e poche de preghiere, eccetera. Ma hanno così tutto sto sfarzo di fiori, porcherie varie, eccetera. Molto più contenuto. I volabassi. Perché gada a sparagnare dopo si spartisse loro, è sempre quello il discorso. Sei in malafede. Eccolo Comunque, qua. Funerale tipo irlandese che è anche americano, so che in americano già, come disegno prima esagerato, che fa festa, tartine e robe varie. Meglio andare al funerale che non fa nozze. È vero? Comunque in Irlanda dopo il funerale si è dedicato tutti al pub a bere naturalmente. E questa è la tradizione che dovreste pare che non altri ma me l'ho fatto tante volte. sì, beh, dopo lavoro praticamente. Tutti i giorni quello. Ma dico, però anche perché davanti a Cesa, cosa che? È bar. È tutti dopo. Se bar dappertutto in Veneto, cavolo. A parte l'Ingazà. Dopo mia manca. È un paese che la Cesa senza bar davanti. E dove fa a Cesa? Comunque se no, in Irlanda si ritrova il pub a ricordare il defunto bevendo una tronata di goti. E quello è belli seggi di Guinness, bello quello, sì. Sì, effettivamente anche cosa è morto un nostro amico, era le bottiglie di Unicum che si Maria Vergine. Che ha girato parecchio dopo il funerale. Sì, era il suo amaro preferito. Quindi figaro. Che può nettare come della macchina con l'Unicum. La presenza nell'aria del nostro insomma, non altro che ne piace la figa, se adesso che Troia nostro. Infatti. Andiamo in quel locale là. Festa là. E via. A Viglia calore. A Viglia, che abbiamo già dicevamo che della bara, dello zinco, eccetera, ma quando ti mette sottoterra non occorre che sia la zincatura. No, solo nel caldo, ma dopo tanto comunque scoppia, perché comunque siamo fatti di acqua e gas e esplode tutto. Non che sia una valvola di sfogo. No, passa solo un po' di aria. Il problema è, infatti manca il discorso che te mi dicevi prima dell'odore che da marzo, che è in cimitero. Le mie sono i fiori, che sono un po' da morto. Beh, quello che provocava l'odore dei loculi, perché sottoterra succede un cazzo. Non c'è più nessuno sottoterra quasi, la maggior parte sono loculi. Adesso, dai, che ma i vecchi, se roba che sta ogni tanto vieni risumati. Sì, quelli di Cavassughi li mettete lui dopo. E quanto si che resta sottoterra? 10 anni. 10 anni. 10 anni, poi dipende anche lì da regione. Comunque 10 anni. Se quando ti cava su, ti sei ancora non mineralizzato, bravissimo, intatto perché carne, quei conservanti che mangiamo, ne cresci che quando siamo morti. Allora no, bisogna dopo vai. Bisogna che ti butta praticamente da un'altra parte, perché ne puoi mia buttarti nella fossa, diciamo, comune seno di sì. Decomposto.
che anche tutte queste robe qua col mangiare. Tutto... Quindi il mercore passa all'umido e tira su. Bravissimo. Esatto. Vai qua a famarti Venere. La sporta costa 0,02 centesimi. Che Non è che te puoi buttarlo in un sacchetto qualunque. Tasi, voilà. Guarda che te comprare i poloni. Maledetto. Esatto. Te catti su, lei che quella si rompe, te dopo fai casca vuoto- dentro al bidone. dopo un casino, dopo spuzza va al qua bidone. sì, va. Coglioni. Tocca lavarlo, dopo i trecata via su perché le mie conforme è un casino. Faremo Sì, qualcosa. sì, effettivamente è un casino. Comunque- Meglio che l'uomano. Da quel che diceva lui prima, se leggevo appunto un articolo che per un anno il nostro corpo continua a vivere. Naturalmente se va via cremare. Cioè le cellule continuano a produrre. Infatti che gente Che le onge? capelli, unghie, Capelli, ho visti. robe varie, insomma. Sì. Sì, ti trovi delle volte quando che ti apri casse, gente che ha su le unghie. Anche gente che non capisce cavea mica, vedi che cresce Infatti, i capelli capelli. lunghi. Si dice che sì. per un anno il corpo continua Perché le anche dopo la morte. le cellule Magna, sì, che la vive vita propria. Perché abbiamo che volta là che ho visto me, perché era uno che aveva le onge come Nightmare. No, ma da buona, di conto mia vale. Di conto mia vale. Mi fa. che tolto smalto. Cavolo. No, ho visto solo che era un mio collega che. Che c'aveva No, lei. Che aveva l'anello. A me, adesso, appunto, Che non parliamo, ha più- parlando sempre dei valori. Ah, dei sì, sei. dopo l'ho visto a C'è comprare. gente che viene sepia con un anello e una roba. Quando che te lo tiri su e te che trovi la roba. Allora lì praticamente quando che mi fatto sta roba qua, sta il buon cuore di chi lo bravo, cioè, chi lo però riesuma. diciamo alla famiglia. Se la famiglia non si presenta, La roba sparisce in poche parole. Sparisce dai. tutto, sparisce. È ovvio che. Denti, anelli, Denti? tutto, denti di oro, Sì, sì. sì. Pensi che Fatto cade cavarga un dente di con la pizza. No, Con la pizza. che metti un dedo in bocca. Ti Che metti. c'è gente Cioè, che fa anche questo. Yes, sì. Ma se uno vuole fare una cassa low cost, una cassa che costa il meno possibile. È manco possibile, si torna diabete Sì, sì. Avete sì. O debete, sì. No, vabbè. sì, sui diabete dopo se 800 euro, 1000 euro. Sì. 1000 euro. se va al forno ti dà che legnazzo lì che dopo fai i pallet Sì, fa pellet dopo. comunque te Fa sai pellet dopo. che funziona lì in teoria arriva la fiamma taglia a metà la cassa ne recupera Sì. Non so, dai, non penso. Ah. Mo. Non quei sappiamo. tempi che corre recupera tutto Ma prima il discorso che io mai fai anelli con le sì. polveri. Cioè, dopo questa roba qua la mia partita, scusa. arriviamo alla fine. Ma mica Vabbè. dico mia. Ragazzi, qua siamo arrivati verso la fine. Vi faccio una piccola rubrica sulle parole veronesi perché questo qua mi gusta sempre. Boh, ancora Ami- che ami- Frank è il numero uno. Cioè, Dai. Sì, magari La rubrica si chiama Quante parole conoscito? Cioè, Frank e Ross dopo- rispondere guardandovi negli occhi. Se uno sa già la risposta la dà. dopo dipende dalla zona del Verona perché Ma questo caso è noi altri facile. parliamo con la Z ma Veroni parla con la Z cioè sì, vecchio non vuoi una pizza tutto un altro parlare Però sì, queste no, cose altri- parole international veronese. Boh, la prima parola è slappar. mangiare In maniera in fretta mangiare in fretta, ingordi. sì, Ok, sì. perfetto, ok. Signapola. noi altri lo diciamo con la Z Serniapola. Serniapola E saria? a Verona Figa. dire la Serniapola pipistrello Ok, pipistrellini quei perfetto. piccinini Sì. questo che lo sappia mia D'indio. Cos'è il d'indio? ma questa è la parola mia veronese sto guarda sicuro Ma No, se ti se avvita verso mia, Rovigo. cioè se comisti di Dio, allora lì ti avvicino qualcosa di dipende buono. che l'accento Questo sì, come dice adesso, è un fake veronese. Ed è il pito? tacchino. Pito È il Come pito. sentino, mi È pito? uguale al Padovano, è il pito. Pito sì. Ah, sì, D'indio. sì, Però che ho trovato d'indio, non so perché, ma A Verona- metto le mani in alto, non so colpa mia. Sì, sì, no, sto attento manca che Quarta parola è sgorlare. Dipende. Sgorlare anche Ah, scusa, scorlare o sgorlare? Sgorlare. con la C scorlare Sgorlare, bene, sgorloni. Sgorlare è buttare- scrollare Scorlare, sarebbe in italiano roba ancora. scorlare Basta una lettera per fare la differenza. sì, Ma non sì, casina, tocca maruffare. ma da paese a paese che è di Sì, differenze cioè nel senso ma proprio a distanza di 100 metri pare tutte in Sento, un'altra sì, maniera veramente, insomma, la tua. Io levo qui. no dirmelo che Leo Strogotto che è lì. sgrisoloni Lo Strogotto le nostre. poi comunque. catafazzo Numero 5. Far berna.
A far berna a saltare da scuola. Ok. In alla bar. Non avevo neanche dubbio che non lo sapessi. Ci sa perché. Numero 6, foretta. Così. Foretta. Quella che è così. È così. No, in no italiano così, la foretta è il È guanciale. il guanciale, guanciale. ok. Che Vedi, no, vedi. quelli da fare la carbonara però. No, il fodera, come si chiama? No, oppure anche la fodera del cuscino. La Il federa. guanciale del letto. Quella del letto. No, la foretta è proprio il guanciale, il cuscino del Cuscino letto. del letto. Gatteio. È gatto. Gatteio. No, gatteio. No, non è il gatto. Mai sentia. Non è veronese, gatteio. No, mi pare No. sapesse come tutto. Aggrovigliatura. Rovigo secondo me. Agrovigliatura. No, quale Irroia. Quale Irroia? Irroia. Poi scatta la gnacca Esatto. scarto sta, Irroia. Irroia. Oh. Grattacasola. Cioè, Vedi se niente? A te guardare qualche sito sbagliato. Che sia anche la niente a grattacasa. Qua grattacasola, grattacasa. Che sarebbe Il grattaformaggio. la grattarola. 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 Vabbè, che sta. Forse sei un po' arcaico, grattacasola. Sì, dai. Miserion. Cos'è il Miserion? È la prima volta che l'ho letto. Vabbè, Pigro. Può essere. Pigro, se che dice qua. Pigro. Ma tu mi stai. Straccapiazze. Stracca piazze. Uno che fa un cazzo. Esatto, straccapiazze di uno che fa un cazzo sempre fa. Sì. Oh, perfetto. Spassa ora. Spazza ora. Spazza ora. Spazza ora Con la doppia Z o la doppia S? No, Z. Z singola, spazza ora. Spazza ora. Perché Che è la A scopa. 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 È vero, non è la spassa ora. Perché Spassa ora. loro parlano con la S invece della Va. Ok, perfetto. E parola bonus, maccare. Te manco come un caco. Te Maccar- piccio. Ha tanti significati la parola maccare. però. Macar Manca- e premere. O- Manca il bottone. Manca il bottone, premi e schiaccia il Esatto, pulsante. schiacciare, maccar, schiacciare. Anche Premere. fraccar. Accendere anche. Il pizza. Pizza. Giusto? E pizza. Pizza. Pizza alla luce. Pizza. Pizza alla luce. E tu alla luce. E smorza il bottone. Smorza. Smorza il bottone. Tua. Però non è là. macca allora che il punto è. No. No. Dipende dall'occasione. Le pizze smorza. Come la barzelletta, insomma. Bravo. Senti la barzelletta? No. Te la conto Beh, dopo, no. dai. Bravo. Allora, Basta, è finita l'interrogazione. No, devi passare ampiamente il test. Ovviamente. Da parole era mia nostre. Lo fanno altri dopo il Cazzo, test. Internet è una merda. Cioè, se ti domandi, dimmi delle parole in veronese, me ne dà 10, 8 non Te l'ho detto che te dovevi domandare non altri, no? Se Internet. faccio una telefonata la prossima volta. Te alzi ghitomia. Eh? Te alzi ghitomia. Alzighito. Che cazzo sei? Che verbo è? Alzighito. Adesso lo fermo noi altri Adesso test. vediamo, sai cosa vuol dire? Allora, se io ti do il bicchiere di birra e tu dici no, grazie, com'è? Te alzi ghitomia? Vuol dire com'è? Non ti fidi di bere dal mio Cioè, bicchiere? il verbo Alzi- Alzegarsi. Alzegarsi. Non fidarsi. Ah, non fidarsi. Ti fidi mia, sì. Te fidi mia. Sì, Ecco, queste parole veronesi da proprio da. Che tu paura che ti ho messo il veleno. Te alzi ghitomia, Che può bere. essere tra Te alzi ghitomia, bere dal mio bicchiere. Perché non ti Com'era? fidi di bere dal mio bicchiere? Cazzo, qua siamo ospiti al Tariffa Caffè e non abbiamo neanche detto che nega ha offerto a birra. No, la paghiamo, No, la invece birra. fai ne altre 3, fai che 4. Siamo al Cerea. Siamo al Cerea. che no- Affarea. Sa- Affarea. com'è che si dice? Affarea. Sarea. Affarea. Sarea. Cazzo. Mi diria Cerea. Con la C normale. Vabbè. Va bene lo stesso. E saluti il piemontese. Ciao il piemontese di Cerea. Ti volevo Bravo, Allora, abbiamo parlato di skate, di casse, dei funerali, di macchine, roba così. Però che sia anche, a parte la cremazione, che sia alternativa alla dipartita finale, insomma, cioè la sepoltura. La sepoltura. Che sia anche altri metodi finali che sia interessanti, soprattutto in America, perché qua in Italia che ne è uno solo che sia legale, che sia praticamente si chiama diamantificazione. In America è amato, ma perché, come America dicevi prima, è è amato. la roba più grossa che ha. Te vorrei via. Quindi trasformare le ceneri del defunto in un diamante.
per la modica cifra di 4-5 mila euro, e te che finì, non te che più spese del cimitero e altre porcherie varie che insomma costose. Dopo Si ti occiava. Dopo che arriva in casa e te le ciava. andato. Addio. Tanto. Tanto, Comunque non te che rogne legali, perché Morto, era comunque morto. non te che più niente, cioè te rispondi mia da urna che ti ha fregato, che ha aperta, eccetera. No, questo qua no. Allora, tu devi scassare. Dopo Dopo che c'è la famosa acquamazione, che è famosa un cazzo perché non sei famosa, però c'è una possibilità. Cioè, cosa fai? E ti metti dentro una soluzione salina e te sciogli praticamente, e come te fosse una cremazione col calore. E te metti in un fusto e te vende al bar. dico. Bravo. È una macchina che fa te fa diventare una specie di tè, di birra, Che figata. e te diventi un liquido Un busolotto, marroncino un che dopo busolotto. vieni disperso nelle fogne. Cioè, veramente se Bocca, boh, è Ti vuoi una buttare- merda, insomma. se invita ti si sta una merda, questo qua è perfetto. Sì. L'uomo. Se poi ancora mi provo a farmi masenare col ceroso, per esempio. Ecco, che sarebbe una soluzione. Perché adesso che la moda è il green, no? E te ciappa e te mette su un sacco con un seme. E te se pensi, E nasce le meline e fa il risotto. e nasce una pianta da frutto, una roba, qualcosa che Sì, ne che buttano un attimo e se Ah. la uca e fuori l'ua. Ma mi cacchi. È un frutto per far cagare. Butto qualche Dopo medico, che... magari è fuori la gangia. dopo che c'è la famosa crionica, nel senso che ti viene congelato e te ferma nel tempo e te si tipo Un ghiacciolo. Ghiacciolo, esatto. Con la fortuna che ti alla menta te ver Che fuori. mi piace quelli Mi sembra roba americana, la sepoltura nello spazio, dove gli si apre notai e ti spedisce con una capsula nello spazio, il Space Burial. Che in realtà ti butta sempre sotto l'accesso. Tanti Ci cazzo ne sa. monta il video con l'intelligenza artificiale. Ma sì, sì. Tanti saluti e ti si bevo ciao. Ma sì. Altra pratica che risale a tempi andati, la mummificazione. In Beh. America io lo fa, qua non si può. Cioè, però sarebbe carino sta roba, ti cava via tutto quello che ti dentro e ti sostituisce con cotone. ma- Praticamente in butta strassi vecchi Allora, dentro. come no? Una volta i fagiani in balsa in casa. Mica Esatto. aveva Impagliato, mica aveva praticamente. faina. La mettila sotto mi pare con la macchina l'ha fatta in balsamare. Te catti tipo in balsa mai in casa. Allegria. Buongiorno. Perché ancora calabria. Sperando che non... Fermila, Sperando che- fermi, non sperando avanti che- con questo discorso. perché- Sperando che nel Mora se t'ha successo che arriva il rigor mortis, che insomma sarebbe brutto perché Dopo ti si fermo là e non puoi più utilizzarle. infatti o chi ti tira Ti con dà col martella. insomma Ti scropa più dopo. ah no So che l'idropulitrice ti scalda un attimo Poi ti tira. e dopo ti tira. Con la corda. Vai. Sotto Avevamo detto comunque, se si rivai a ascoltare il podcast fin adesso, che avevamo detto che il linguaggio non gli era molto consono all'argomento. Lo avevamo detto, non stai vabbè sì No, ma adesso- infatti ho avuto anche noi altri siamo molto tranquilli e stiamo sorridendo. Stiamo sorridendo, se sì. non aveva via bene. sì, ho avuto fammi curare. prima o dopo che tocca a tutti ciappemolo e rida E ultime dose, la liofilizzazione, che sarebbe se veramente stranissima come roba. Come roba da praticamente me. metti sotto azoto liquido, ti diventi fragilissimo, La scorrezza. ti scuote la macchina, te resta polvere e dopo te Sì, come quando te fai diventi pastine, che è compost. una roba lì. Sì. No. Cioè, anche questo è un Ah, sì, ma sistema. dove butti lì? Liofilizzato si chiama. Non so, mia E dopo Sì. la plastinazione. Io ho mai visto che aveva fatto anni fa le mostre dei dei umani, sì. Sì. dei cadaveri Sì. che erano perfetti, fermi nel tempo. Cioè, Sì, ecco, sì. questi qua hanno un processo che ha fatto sezionati tra l'altro che si vede a un tutte anatomista. bravo. svedese. E è una Cioè, pratica svedesi che e faceva forti. con gli organi una volta. Bravo. Dopo io cominciai a farlo con il corpo umano intero. Intero. E quindi te sta fermi anche nel a tempo come Padova che e te ha si- fatto la Ho fatto mostra la- Sì, la mostra. 2 o 3 anni Bravo. fa Sì, si fa chiama un'impressione. Body cos'è? The Body mi pare. Body, sì, The body qualcosa. The Body no Allora, siamo arrivati alla fine. Come ultima rubrica per chiudere il podcast, è una rubrica che si chiama Convinci che altro. Ah, beh, Adesso no. vi metti uno di fronte a che altro, a faccia, uno con che altro, Ross, face to face face to Ah, face. bello. E devi fare una simulazione perché abbiamo un minuto di tempo. Uno impersonifica il cliente e l'altro impersonifica la ditta delle pompe funebri. Il cliente è reticente e non vuole spendere, e l'impresa delle pompe funebri gara a convincere che altro che invece è il caso di spendere. Da vendere. Esatto, da vendere. Gara a cercare di vendere.
E trova le parole più giuste perché è un momento anche un particolare del cordoglio, Vabbè, bisogna essere delicati e ma contatto. te parlare con le persone sbagliate. Mi raccomando, con delicatezza e contatto, perché da cercare di sfidare più skate e possibili. parola, ti deve fare il cliente. Sì, Ok, dopo tanto per scambiare il ruolo. Forza, Dite, si vede dai, chi è che fa il cliente? Allora, io faccio la cliente. La cliente, La la cliente. signora. Sì, la signora Porca, che... me frega. Eh, Ross, Maledetto, sì, mi so il figo. No, Dai. Lindlo, mi dica signorina. sono nel O posto, signora o signorina, mi dica. sono nel posto giusto. Lei nel posto giustissimo, con le appena- persone giuste. Stia appena calma, io se ha avuto mancarmi- dei problemi in questi giorni o è stata male. Non è Problemi sì, successo- se sono qua. Io avevo per Non forza è dei successo problemi. nulla, Ti sta stracagando. Sono qui solo per servirla. Allora è successo che mio marito, insomma, pace all'anima sua, è venuto a mancare, ma non vedeva l'ora sinceramente. Insomma, Allora lei non so vuole, allora lei non vuole spendere no, nulla. no, ma mi spendo tutto tanto la razione. Allora, benvenuto, sia comodi. Vuole qualcosa da bere? Siccome mi ha sempre fatto cornuta, a me sull'epigrafe scriverei se n'è andato mentre veniva, ma no come, cioè, solo quello. Cavoli, no, basta. Tanto per sputtanarlo un po'. Marco fa. Ok, È stato successo, mi è stato raccontato che il signore è andato con una signorina a prendere un botto di Viagra e ci è rimasto sotto, e quando la moglie è andata a vederlo si è scoppiata a ridere perché cioè, dove non è abbiamo? uno scherzo, No, questo no. è successo veramente. Che si l'ha fatto Quindi- colpo. Mio padre mi ha sempre detto una roba. Se sei stato alle 11 era. Mio padre mi ha detto quando morirò te me bruci. Ti porti cenere sui statali 11 perché te mi butti là perché sarò sempre in figa. Una volta che era più puttane che non fa platani, adesso Ci vuole che solo si platani. platani. Purtroppo. Peccato. vabbè, Ross, tocca a te adesso, te che da Dato sberdà prima, dai, vedeva. fai in modo che spenda. Fallo spendere. Ma tanto perdo. Fallo spendere. Dai, No. avanti. Sai, Buongiorno, mi dica. non è tanto un bel Intanto giorno. siete un uomo o una donna che non capisco bene. Non lo so nemmeno io. Ah, beh, no. Di questi periodi, qua- però non è un bel giorno. Com'è successo? Sono venuto a mancare mia moglie. Non so perché, quindi sono venuto a chiedere un preventivo. Vabbè, insomma, mi dispiace per lei, abbiamo- ma che gente che faria la firma. Comunque, mi dica. Basta. Frank, gioco, partita. Sì, cioè. No, Dai. Lo sapevi che perdiamo. Dai, ma- fermo finta di essere seri. No, niente, sono venuto a chiedere i preventivi. Guarda, dipende quanto l'amava la moglie. Abbastanza, però non è che ho un altissimo budget. Quindi me ne dica 2 o 3 da stare Vabbè, su una insomma, cifra modica. Partiamo dalle casse quelle di abete che costa un cazzo proprio tanto, sto che buttarla via. Beh, allora Vuoi bruciarla? vuoi brusarlo? Vuoi brusarla, scusa. Vuole cremarla? Sì. Far crema. Vuoi Eh. fare cara? No, creme brûlée semmai. Più brûlée che creme. Oh, scusa. Copa. Succede. Non sono professionisti, sono presi dalla strada. No, Bravo, sono attori presi dalla strada. anche cara gente beve 2 bottiglioni di graspa prima di fare sto lavoro. Che se Camassa sbagliamo- Prima e anche dopo. Oh, tu prima e tu dopo durante, che... E anche ti sta, no, sono inverno. Ah beh sì, no, soprattutto di sta perché con l'odore. Vi ringrazio. Il tempo di Si vaca è un stai- argomento, si sta- un argomento serio, delicato, però insomma Sì. bisogna un po' drammatizzare. Ma sì, perché dai. Se stiamo lì a stare che Dio Bisogna tutto, buttare più drammatizzarlo o sdrammatizzarlo? Ma Tutti e tanto, due. traumi che ne vuoi bisogno. Ah sì, siete così, no? Ringraziamo Frank e Ross Grazie stasera a per te, essere qua grazie a rappresentare tutti, la Grazie a categoria, voi invece. Marco, Tarifa. Grazie a Tarifa e Margo. Esatto, siamo qua a Cerea, Verona, A Zarea. Zarea, al Tarifa Caffè che ne ospita e che spero che insomma resterei i discorsi nell'aria per parecchio tempo, secondo Non mi me. ricordo. Era sta solo giasto nel bicchiere. Sapevi che adesso se sei un c'è dio vi Antonato punirà con la sicuramente. Ma secondo me non vi punirà e sarà clemente. No, ma sarà va. clemente
Ma tanto Bella. con tutto quel che diciamo, tutte le rasie che tiremo, cioè, sì. ormai siamo abituati, Siamo abituati. fa pignacca a caso Ai gai cali. e si gira da che altra parte. Molto bene. Rispetto alla prossima puntata di Daga e Aria qua dal Tarifo sempre Caffè, se che tutto- siamo ancora. Sempre se che siamo ancora. Oh, toccavi, Benissimo, oh, come toccavi, chiusura fa un podcast sui toccavi- bechini. toccavi che i sta- coglioni. Ormai arrivi veloce, fa presto. Pensatiamo che è ballon. Ciao ragazzi, Ciao a ci vediamo tutti. presto. Alla prossima. A presto. Ci becchiamo, Ci becchiamo presto. Ci vediamo presto. Moco di petta che tocca fa la prima nebbia, te vedi come dei ghini che vola. I codeghini che svola. E del marcio si butta via niente. Esatto. Però Ma della Royals del numero 3. ah, che- questa-